Diamo voce alla nostra gente. Questo programma è presentato da Pronto Gold, con sede in Milano, via Vittor Pisani 12. Per Pronto Gold, leader nell'acquisto di oro e gioielli, onesti, conviene. Va ora in onda Pronto Gold. Ma noi siamo pronti, più che Pronto Gold, siamo prontissimi, pronti in partenza. Allora, ci siamo. Allora, la voce che sentite è quella di Vincenzo e invece la voce che sentirete adesso è quella del nostro presidente della Pronto Gold, Ferruccio Invernizzi. Ciao Ferruccio. Ciao Vincent, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono. Prendo il fazzolettino perché c'ho la lacrimuccia. Lo spiega lui perché. Ma niente di che, io sono sempre a disposizione di tutti gli ascoltatori di Radio Padania, di tutti i padani e di tutti in generale. Però con la fine di ottobre questa trasmissione cesserà perché io ho difficoltà a essere sempre presente e siccome non amo dare un servizio approssimativo, preferisco chiudere con la prossima puntata il prossimo appuntamento di fine ottobre, e poi magari riprenderemo successivamente, esatto, quando ci saranno un po' più di condizioni di calma per la mia azienda e per me, perché è proprio un fatto di tempo. Certo. Con la chiusura di ottobre la nostra avventura è arrivata a fare un anno di diretta, caro Ferruccio. Ecco, quello che vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori, che indipendentemente dal fatto che io sia qui in trasmissione, io sono sempre con voi, nel senso che qualunque cosa abbiate bisogno per quello che riguarda gioielli, oro, orologi, diamanti o consigli, perizie, valutazioni, la Pronto Gold, che è in via Vittor Pisani al 12 a Milano, vicino alla stazione centrale, proprio a 2 passi dalla stazione centrale, è sempre a disposizione di tutti. Vi aspetto sempre e comunque se avete dei gioielli, dell'oro da vendere, o anche semplicemente se volete delle informazioni, perché ripeto, tutto quello che noi facciamo è a livello gratuito, quindi non c'è assolutamente nessun impegno. Venite a trovarci e noi saremo a vostra disposizione. Bene, allora abbiamo ancora un paio di appuntamenti, oggi e giovedì prossimo, prima di chiudere in bellezza con il nostro presidente Ferruccio Invernizzi. I numeri della Pronto Gold, è chiaro, poi se cambia numero di telefono non credo, perché quanti anni è che c'ha la Pronto Gold? Lì è dal 2011. Dal 2011. Sì. Allora, il numero di telefono è lo 02 49 52 6556, che è il numero diretto della Pronto Gold, mentre il numero della diretta di Radio Padania Libera è lo 02 66 20 3529. Se volete approfittare in questa puntata e poi magari anche nella prossima, che sarà quella che chiuderà l'anno con Pronto Gold, approfittatene per chiedere qualsiasi questione, informazione al nostro presidente. Ecco, ci tengo a dirlo che noi siamo sempre a disposizione, anche perché abbiamo avuto tanti ascoltatori che sono venuti a trovarci. Molti ci hanno chiesto la consulenza soprattutto per il discorso dei diamanti da investimento, dove veramente è stata fatta una grande porcheria da parte delle banche, e adesso i nodi vengono al pettine, perché so che molti che sono venuti da noi hanno dato la pratica al legale per chiedere la restituzione delle somme che sono state carpite, diciamo, perché quelle vendite erano delle vendite molto così. Ecco, questo per quanto riguarda principalmente i diamanti, no? Che poi chiamiamo il diamante un investimento rischioso, ci hai sempre insegnato in questo allora, anno. Rischioso non tanto, cioè il problema è dove e come li compri, perché i diamanti sono comunque
per quello che mi riguarda, dei beni voluttuari, servono per i gioielli. Vuol dire che uno quando lo compra, se lo indossa, fa contenta la moglie, la figlia, la fidanzata o chi per essa, ed è quello il motivo principale. Poi sono anche un investimento perché mantengono il valore nel tempo, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che c'è una differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Ecco, un secondo, caro Presidente, perché allo 0266203529, che è il numero della diretta, abbiamo un'amica o un amico. Lo scopriremo proprio in questo momento. Pronto Gold risponde. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto. Chi sei? Sì, salve, buongiorno, sono Luigi da Bergamo. Ciao Luigi. Ciao Luigi. Un'informazione per cortesia. Che io avrei un orologio da donna da vendere di oro. E voi lo acquistate come orologio, perché io ho proposto, loro volevo solo l'oro e togliere la cassa dell'orologio. Voi lo acquistate come orologio intero oppure anche voi? Dipende che orologio è. Se è un orologio di donna. alcune marche lo acquistiamo come orologio. Se è un orologio di marche che non hanno un grosso mercato lo acquistiamo solo per il peso dell'oro, della cassa e del bracciale. Dipende che orologio è, così non sono in grado di darti una informazione precisa. Di che marca è l'orologio? Un Betta. Di che periodo? Da uomo, da donna? Da donna. È in oro bianco, immagino. No, in oro dorato. Ma è solo la cassa o anche il bracciale? No, c'è anche il bracciale, certo. È l'orologio completo. Sì, ho capito. Quegli orologi lì hanno solo il valore del metallo perché non hanno più molto mercato. Quindi quello che ti hanno... Poi, momento, hanno solo il valore del metallo, ma bisogna vedere quanto te lo pagano, perché poi siamo sempre lì. Se tu vai sul nostro sito www.prontogold.com trovi le quotazioni in tempo reale. Quindi vedi quanto viene pagato l'oro usato, che è l'oro 7,50. Credo che sia intorno ai 24 euro al grammo più o meno. E sono delle ottime quotazioni, perché il suo sito su www.prontogold.com è un borsino preso in considerazione dagli addetti al settore in tutta Italia. Diciamo che le quotazioni che abbiamo noi sono, credo, le più alte sul mercato, però magari non so dirti se c'è qualcun altro più conveniente di noi, ma non credo. In ogni caso, per quell'orologio lì bisogna togliere il meccanismo e si compra la cassa e il bracciale. Però, comunque, ripeto, sono 24 euro al grammo, dipende quanto pesa e sai già quanto ti viene. Comunque non è distante, voglio dire. Da Brescia, giusto Luigi? No, da Bergamo. Da Bergamo, Luigi. Quindi ti fai un saltino in zona Piazza della Repubblica, con la stazione centrale. Dalla stazione centrale in 5 minuti sei da noi. Va bene, d'accordo. Vado a trovare. Ciao Luigi, grazie a te per l'ascolto. Salve. Allora, caro Presidente, tu hai avuto una bella idea in questo periodo. Sì. Hai avuto una bella idea che hai iniziato a scrivere i tuoi articoli sulla Verità, sul quotidiano La Verità, al quale tu sei stesso editore. Prego. Sì, sono articoli che io scrivo ogni domenica e abbiamo scritto di tutto. In questo momento sto facendo una serie di articoli che si rivolgono al pubblico, raccontando un po' il percorso dell'evoluzione della produzione dei gioielli dai tempi dei faraoni, degli Etruschi, andando fino ad oggi, e ci sono veramente tante novità e tante curiosità, tante cose interessanti proprio a livello di conoscenza degli stili. Abbiamo parlato nelle settimane scorse dell'Art Déco e dell'Art Nouveau o Liberty, chiamata in Italia l'Art Nouveau e Liberty sono la stessa cosa. Settimana scorsa abbiamo parlato degli Etruschi e adesso questa domenica inizieremo, credo che non basti un solo articolo, a parlare dei gioielli dell'antico Egitto. Sono, diciamo, delle pillole di informazione, perché il limite è di un articolo che non è un trattato, però ci sono intanto tra storia e curiosità, diciamo. Sì, storia e curiosità, e soprattutto si riesce a capire
i fondamenti che caratterizzano, cioè i tratti fondamentali di ogni stile e dei gioielli di ogni epoca. È una cosa interessante che credo che possa piacere ai lettori. Quindi ricordatevi che io tutte le domeniche scrivo sulla Verità, che è il giornale di Maurizio Belpietro, che tra l'altro voi utilizzate spesso anche nella rassegna stampa. Certo, noi quotidianamente. Ed è ovviamente di un'area moderata, di centro, non è certamente un giornale prettamente politico, ce l'ha un po' con Renzi di solito. A parte quello, ma non lo so, amici di Radio Padania, secondo voi ce l'ha un po' con Renzi il suo giornale? Un attimino. Comunque sì, è presente nella nostra rassegna stampa, condotta Quindi, alla grande da Giulio Cainarca. Se avete piacere di leggere, di avere qualche notizia, a parte le mie, troverete comunque delle notizie sui giornali. Di solito fanno un po' arrabbiare le notizie che diamo noi. Ma c'è differenza nella pubblicazione del quotidiano La Verità di domenica? Tu scrivi di domenica, Sì, cioè non è che lo potete domenica. trovare. Scrivi di domenica, perché la domenica e non il martedì? Ma perché io ho preso un giorno alla settimana dove faccio questi articoli, è sempre una questione di tempo, perché io non faccio il giornalista di professione, scrivo degli articoli sul mondo della gioielleria, dell'oro, dei diamanti, degli orologi e quant'altro, ma io ho un'attività da mandare avanti che è la mia attività, che è quella della Pronto Gold, che tratta appunto l'acquisto e la vendita di gioielli, oro, argento, orologi, e adesso anche c'è una novità, trattiamo l'acquisto anche delle borse, l'acquisto e la vendita. Borse intendo dire borse di alta gamma, tanto per intenderci le Hermès, le Chanel, le Vuitton, insomma quelle borse e devo dire che è un mercato del vintage delle borse molto molto interessante e molto seguito. Quindi vuol dire che la signora che magari ha una borsa in più o che gli avanza, o nel che magari suo vuole bel guardaroba, cambiare, o la vuole cambiare, te la può portare e noi tu gliela la valuti. comperiamo e se vuole gliene vendiamo delle altre, se no gli diamo i soldi, proprio dipende da quello che vuole fare. È una cosa che segue principalmente mia moglie, essendo io poco avvezzo a portare le borse, ma diciamo devo dire che ha avuto, stiamo cominciando da qualche settimana, ha avuto un grande riscontro. Non avrei mai pensato che ci fosse un'attenzione così forte sulle borse di brand. A parte che alcune costano delle cifre da capogiro veramente. Vero, io ho qualche perplessità, però in effetti le donne ne vanno matte. Lì nelle borse immagino che non ci sia il certificato gemmologico. No, assolutamente. No. C'è veramente anche nelle borse? No. Non il certificato gemmologico del CISEM, perché ci manca anche... certificato borsalogico, come lo posso chiamare? No, il problema è che nelle borse, soprattutto nei brand importanti, ci sono un sacco di falsi, ma tantissimi. Alcuni fatti veramente anche molto bene, nel senso che sono molto simili agli originali. Molto simili non vuol dire che sono degli originali, si riconoscono, e quando noi le vendiamo garantendo l'autenticità. Questo è molto importante, perché per esempio, ecco, faccio un appello, su internet si trovano, parliamo delle borse, tanto che ci siamo, parliamo delle borse. Fa parte anche della Pronto Gold questo segmento. Esatto, si trovano delle borse a dei prezzi molto molto attraenti. Fate attenzione, perché nella stragrande maggioranza si tratta di falsi. E una volta che voi li avete comprati, e poi dopo a riprendere i soldi è quasi impossibile. Esatto. Quindi attenzione, questo vale anche per i gioielli su internet, eccetera, eccetera. Bisogna stare molto attenti. È meglio comunque andare sempre di persona. Allora, secondo me internet è un ottimo strumento, però bisogna verificare che gli operatori che si avvalgono di questo mezzo siano poi affidabili. Quindi possibilmente andare a visitare le aziende, o comunque fare molta attenzione a usare il PayPal, non so adesso come si chiama, PayPal in maniera tale io lo utilizzo tantissimo, anche perché sono protetto, cioè se faccio una contestazione nel giro di 90 giorni mi rimborsano, che so, 5 euro, 10 euro, 20 euro me li ridanno. Esattamente, siccome qui si tratta
di cifre più importanti, forse conviene stare molto attenti. Noi usiamo anche noi internet, abbiamo il sito e tutto quanto, ma di solito consigliamo, anche perché vedete, da noi sono venute in 6 anni più di 130.000 persone, 130.000 persone che hanno comprato o venduto, non a trovarci. Quelle che sono venute a trovarci non ho idea quante siano, ma sono molte di più. Non ho una contestazione. Quindi preferisco proprio per... c'era un famoso detto che dicevano che non solo Cesare, ma anche la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto. Quindi io preferisco che la gente venga a trovarmi o che mandiamo noi i nostri venditori, in modo che chi compra tocca del viso e con mano quello che sta comprando, fermo restando che noi rispondiamo sempre della qualità dei nostri prodotti. Che non è da tutti, attenzione, diciamo le cose come stanno. Parliamo della Pronto Gold degli altri, lasciamo che siano gli altri. Della Pronto Gold, certo che parliamo della Pronto Gold. Allora, tutti i nostri gioielli di una certa importanza, evidentemente l'anellino così non vale neanche la pena, ma quando ci sono delle pietre o sono gioielli importanti sono sempre corredati dal certificato gemmologico. Con l'occasione rivolgo un invito a tutti i nostri amici: quando andate a comprare un gioiello, prima di comprarlo, quindi prima di mettere mano al portafoglio, assicuratevi bene di quello che state comprando. E soprattutto se sono gioielli di una certa, diciamo, di un certo valore, di un certo costo, fatevi rilasciare e fatevi vedere prima, sottolineo la parola prima, un certificato gemmologico, ma non un certificato gemmologico scritto da uno qualsiasi, da un istituto primario. A Milano c'è il CISGEM, oppure c'è l'HRD e il GIA, che sono istituti internazionali, ma i gioiellieri sanno come avere i certificati e quando vendono un gioiello devono garantire cosa vi stanno vendendo. Ecco, ti faccio questa domanda da profano. Io vado da una gioielleria, no? Decido di comprare, mi fa vedere un certificato, chiaramente non lo so se questo rientra nella privacy, io poi posso avere una fotocopia o quantomeno una copia di questo certificato da poter poi venire alla Pronto Gold e dire: Ferruccio, io vorrei acquistare questo gioiello, questo certificato. Cioè, corrisponde, cosa mi dici? No, non posso per la privacy? Ma no, è una libera trattativa tra l'acquirente e il venditore. Ci sono gioiellieri che come noi, per esempio, che non abbiamo mai avuto nessuna difficoltà in questo senso. Cioè, se uno viene, vede un anello, mi dice: sì, però mi dà una copia del certificato perché vorrei informarmi. Prego, non c'è nessun problema. Glielo date tranquillamente. Assolutamente, ma ci mancherebbe. Magari c'è qualcun altro che magari è un po' più restio, ma questa è una scelta commerciale. Io privilegio sempre e comunque la trasparenza, l'informazione e la massima diciamo disponibilità, perché vedete, comprare un gioiello, io dico sempre che è un atto di fede, non c'entra la chiesa, certo. È un atto di fede nel senso che uno si deve fidare della persona che glielo sta vendendo, perché difficilmente un privato, anche se è molto attento, molto informato, eccetera, eccetera, è in grado di verificare e valutare correttamente cosa sta comprando. Si basa sul nome, sulla persona che gli ispira fiducia o meno, diciamo sul negozio, se è bello, se è brutto, però sono tutti elementi molto fumosi. Ecco, la cosa fondamentale è nel marketing è il passaparola, quello più attendibile, secondo me. Ma tra l'altro, ecco, hai toccato un argomento che mi fa molto piacere, perché noi spendiamo molti soldi di pubblicità, Corriere della Sera, Radio Padania, La Repubblica, facciamo, cioè, per farci conoscere e per far venire la gente da noi facciamo degli investimenti. Ma la cosa che a me fa molto piacere, mi rassicura e mi conferma che il mio modo di lavorare funziona, è il fatto che più dell'80% delle persone che viene da noi viene per il passaparola, cioè è mandato da qualcun altro che è già venuto da noi. Ora, spendendo molti soldi di pubblicità, uno si aspetterebbe che la maggior parte delle persone venga perché ha visto la pubblicità. Ce ne sono moltissime per quello, ma
quasi, adesso i dati precisi non li ho in mente, ma siamo intorno forse di più dell'80%, perché noi quando viene qualcuno gli chiediamo come ci ha conosciuto. Bene, ripeto, più dell'80% o una cifra vicina all'80% delle persone ci dicono: mi ha mandato il mio amico, il mio parente, addirittura mi ha mandato qualche altro gioielliere. Scusate, perché alcuni gioiellieri, devo dire con molta professionalità, se non hanno qualche cosa che gli viene chiesto, oppure se non fanno loro l'acquisto dell'oro, dei gioielli o degli orologi, ce li mandano. Perché voi sapete che sopra di noi c'è il CISEM, che è l'istituto gemmologico più importante d'Italia, e molti gioiellieri sono clienti del CISEM. Siccome attraverso il CISEM ci hanno conosciuti, perché noi siamo sotto, noi siamo al pian terreno, loro sono al terzo piano, si è creato un rapporto di fiducia tale per cui spesso ci mandano i clienti, e questo è la dimostrazione sono i circa 130.000 persone che hanno fatto una transazione, ripeto, non che sono venuti a trovarci, ma che hanno comprato o venduto. Guardate che è una cifra enorme, considerate che lo stadio di San Siro tiene 80.000 persone, quasi 2 stadi di San Siro. Ecco, Ferruccio, se puoi, sì. ci potresti raccontare, siamo in chiusura, qualche piccolo aneddoto, cioè 130.000 persone che hanno fatto una transazione da te. C'è stato qualche caso che ti ha colpito in particolar modo? Magari la signora che ti vuole vendere a tutti i costi un oggetto perché gli servono per altre cose, o la persona che magari non riesce ad arrivare a fine mese, quindi allora, senza magari entrare, ma anche delle cose curiose, diciamo, che fanno anche ridere. Beh, una non fa proprio ridere, anzi tutt'altro. Ed è una cosa che mi ha colpito in una maniera fortissima. Qualche anno fa è venuta una signora per bene, molto, diciamo, a posto, a vendere degli ori, dei gioielli, e continuava a tirare fuori dei gioielli perché a un certo punto io dico: signora, ma se li tiri fuori, perché così valutiamo tutto, perché me ne tira fuori uno alla volta. Fa: no, guardi, io devo arrivare a vendere per 5.000 euro. A me è venuto così, diciamo, naturale chiedere: ma scusi signora, ma perché proprio 5.000 euro? Che non 4-5 o... Cioè, mi dia quello che vuole vendere, vediamo quello che viene fuori e facciamo. Ma no, guardi, è morto mio marito e devo pagare il funerale. Cavolo, ecco, vi assicuro che è stata una cosa veramente, ancora oggi, certo, ti emoziona, sì. il ricordo di quell'occasione. Poi è capitato un'altra volta che è venuto un signore, questa non fa ridere, ma come sempre nelle cose tragiche c'è sempre un aspetto comico. Fatti di vita quotidiana, sì, esatto. Arriva un signore, in 2 sono venuti, con un trolley, una valigetta, dicendo che avevano acquistato della polvere d'oro per 24 kg. Polvere d'oro? Sì, da delle miniere africane, non so bene poi che cosa fosse. Con tanto di documentazione, di bolle, di robe che volevano vendere. Certo. Io ho detto, vabbè, accomodatevi. 24 kg. Sì, stiamo parlando di diversi centinaia, cioè 1 chilo d'oro sono 30.000 euro, sì, 35.000 euro, 24 kg sono 1 milione di euro. Più o meno, E questi giravano tranquilli con una borsettina così. Momento. E dico, beh, andiamo giù, noi abbiamo sotto i laboratori dove facciamo le analisi, facciamo tutto, e prendo un campione. Già quando lo vedo dico, ma ho cominciato ad avere dei dubbi. Ma com'è la polvere d'oro? Luccica? Com'è? No, sabbia? Com'è? Sì, come della ghiaietta, della sabbia, dipende poi dal tipo di estrazione, ma grosso modo è giallastra, è oro, non luccica perché è piuttosto opaca, ma si percepisce comunque, sì. Che già quando l'ho preso in mano dal peso non mi sembrava molto bene. Facciamo l'analisi e come mettiamo dentro il campione nell'analisi risulta essere tutt'altro che oro. E cosa hanno preso un pacco questi signori? Hanno preso un trolley. Un trolley di pacco. Mamma mia. E c'era questo signore che io, ripeto, nella tragedia
c'era il lato comico, perché intanto è sbiancato, proprio ha avuto non dico un collasso, ma insomma, un poco ci mancamento. mancava. E poi continuava a dire no, non è vero, era disperato. Madonna mia, che investimento ha fatto anche lì. Ma lì l'hanno raggirato, dai, è esattamente. inevitabile. Pensate che siccome i laboratori sono nel piano interrato, a un certo punto gli ho detto: guardi, purtroppo è roba che questa qua va bene per concimare il prato, non addirittura. Sì, probabilmente ottone o non so cosa fosse, comunque certamente di oro non ce n'era neanche l'ombra. E quindi ho detto, l'ho accompagnato all'uscita. Questo non riusciva più neanche a camminare, l'abbiamo dovuto sorreggere e portare fuori, tanto era... Certo, è rimasto sconvolto dalla scoperta amara che ha fatto sempre grazie attraverso la Pronto Gold. E quindi ancora una volta, maggior ragione, prima di acquistare, di fare qualsiasi passo più lungo della gamba, chiamatelo 0249 52 6556, andate, documentatevi, parlate con Ferruccio Invernizzi e con i suoi collaboratori e avrete le idee più chiare prima di... Allora, io sono un perito della Camera di Commercio, insegno all'università, tengo dei seminari, quindi quando vengono da noi le persone certamente hanno una situazione di sicurezza, questo senza dubbio. Certo. Poi si può combinare, non combinare, magari quello che propongo non è interessante per chi viene, ma questo è un altro discorso. Quello che è fondamentale è l'assoluta affidabilità di quello che noi diciamo. Presidente, abbiamo sfiorato, c'è Colombo che ci sta guardando malissimo. Allora, grazie. Salutiamo tutti i nostri amici. Salutiamo tutti i nostri amici. Ricordate la Pronto Gold, chiamateli allo 02 49 52 6556. Allora, settimana prossima chiudiamo l'anno insieme alla Pronto Gold e alla presenza del presidente Ferruccio Invernizzi. E ricordate che non è tutt'oro quello che luccica, ma da Pronto Gold luccica e come? Grazie Ferruccio, ciao grazie a tutti voi. saluti. Ciao. Hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He